Allora, caos nel centrodestra a Portogruaro, dice la sua in questa, in questo collegamento anche Lucio Leonardelli del Popolo della Libertà, partito che accetta la candidatura a sindaco di Tabaro solo ed esclusivamente se corre con il PDL e non, come in prima battuta fece, con la sua lista civica. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto, tiene banco la politica a Portogruaro, abbiamo invitato Lucio Leonardelli, il senatore Paolo Scarpa ha scaricato Tabaro. Beh, diciamo che il senatore Scarpa ha puntualizzato secondo me in maniera anche giusta quella che dovrebbe essere la posizione attuale, ovvero lui dice che Tabaro rimane il candidato possibile, il candidato ideale se vogliamo, però non è l'unico, nel senso che il PDL evidentemente vuole in qualche modo dire la sua, c'è un dibattito aperto all'interno quindi della coalizione. Io personalmente resto dell'idea che Angelo Tabaro fosse già allora, quando è stato candidato, e lo sia ancora oggi, quindi il candidato giusto per la coalizione. È chiaro che però bisogna che facciamo chiarezza all'interno, perché è giusto che anche il PDL, in quanto forza importante, forza determinante all'interno della coalizione, abbia un suo ruolo, abbia una sua visione. E giustamente, come dice anche lo stesso Paolo Scarpa, anche la cittadinanza ha bisogno di avere chiarezza rispetto a quelle che sono le figure, a quelli che sono i simboli, quelli che sono i punti di riferimento. E oggi penso che pensare ad una candidatura forte del PDL che sia riconducibile ad Angelo Tabaro piuttosto ad un'altra candidatura sia la cosa più giusta. Angelo Tabaro ha già dimostrato attraverso anche il suo portavoce Vito Vittorio di non essere d'accordo su questo. Ma mi pare... Loro rivendicano con la lista civica di essere il terzo partito di Portogruaro e vogliono ripresentarsi. Ma il problema non è tanto la lista civica in quanto tale, il problema, ripeto, è capire se appunto Angelo Tabaro vuole essere, come noi riteniamo debba essere, una candidatura condivisa e sostenuta e come dire anche riconosciuta come PDL, o seppure in effetti lui vuole continuare ad essere il candidato di una lista civica. Diversamente è chiaro che a questo punto si aprirebbe un tavolo di trattative, per cui va bene anche Angelo Tabaro, ma andrebbe bene in questo caso anche una candidatura del PDL su cui confrontarsi e poi si vedrà. Certo è una cosa che bisogna farlo in tempi strettamente brevi, evidentemente, perché marzo si avvicina, ormai manca poco tempo e non possiamo dare una campagna elettorale in maniera così alla rinfusa. Ringraziamo Lucio Leonardelli, la linea alla redazione centrale.